Salve ragazzi, buonasera a tutti. Allora, io quest'oggi faccio questo video perché mi sento in dovere di una cosa. Mi sento in dovere di difendere la mia etichetta artistica, cosiddetta alias neomelodico. Per magari coloro che non conoscono la parola neomelodico, cosa significasse, ve lo dico io. Sinonimo di nuova melodia. In pratica è cambiato il linguaggio, lo stile musicale da metà anni 90 e oggi io faccio parte dei neomelodici. Ma mi riferisco al signor Nino D'Angelo, sempre se così signore lo possiamo chiamare. Però attenzione, sta parlando una persona che Nino D'Angelo tenerindo sangue in Devin. Io ho omaggiato con un grande lavoro discografico, tutti i giorni canto canzoni di Nino D'Angelo perché per me sono pure poesie. Però signor D'Angelo, se lei non si etichetta un cantante neomelodico, mi sa dire che cantante è lei, perché non vi saccio definire. Siete un cantante classico napoletano, non mi risulta. Cosa cantate? Cantate l'amore, omaggiate l'amore. E come l'avete cantato voi anni fa? Oggi ho cantato pure io. Vi avete cantato Oggi bisogno di non morire. Io canto quelle cameraie, che tutte quelle che non ho già avuto mai. Vi avete fatto sotto le stelle, io faccio sotto il cielo in Napoli. Cosa cambia? Quindi non generalizzate un po', perché è vero, in questo mondo c'è qualcuno che magari fa questa professione che non è professione per loro, quindi ci ha un po' messo la cosiddetta merda in faccia, ed ha ragione, assolutamente, perché sono la prima a dirlo, però è anche vero che ci sono artisti che fanno questo lavoro con tanto di professione. Io in realtà mi sento molto offesa, molto delusa da lei, soprattutto perché reputo che sia un grande scostumato. Io 3 anni fa le ho omaggiato con un grande lavoro discografico, 10 brani vostri, vi ho invitato a teatro perché l'ho presentato a teatro, perché un lavoro del genere era degno di essere rappresentato a teatro. E lei non si è degnato nemmeno di ringraziarmi. A Napoli sapete come si dice? Umiere carisce come stai, non come stiva. Lei è il grande Nino D'Angelo e già per me sinceramente è sceso proprio di basso livello nel scrivere un qualcosa del genere, negando poi le vostre origini, perché in realtà quello che oggi facciamo noi, le cerimonie, le feste di piazza e tutto e quant'altro, lei l'ha fatto tantissimo tempo fa, voglio dire, quindi è nato così. Ha fatto una canzone che si chiama Uship, pensate un po' di cosa stiamo parlando, e oggi rinnegate il tutto, ma a me non mi risulta che sia così. Siete un grande cantautore, ma mi risulta anche che comunque vi siete dichiarato delle canzoni che non sono vostre. Cioè non lo so, avete rinnegato una vostra origine, non era proprio caso lo fa, perché state rinnegando un po' Napoli. Oggi noi siamo una realtà e se lei non si etichetta un cantante neomelodico e la ditta proprio con tanto di ribrezzo, però voi avete bisogno di cantanti neomelodici per fare le vostre teatrali, per fare poi le vostre canzoni. Oggi avete bisogno di noi, perché oggi noi siamo una realtà. Mi assumo tutte le mie responsabilità di ciò che sto dicendo oggi. Magari so che comunque tantissime persone mi verranno contro, ma se sto facendo questo è perché già da 3 anni a questa parte mi sento molto delusa da lei. Io amerò sempre il Nino D'Angelo, ma quello che è stata, non quello che è oggi. Per parte mia, da parte di Giuseppe Atanasio, lei ha perso tutta la mia stima, non artistica ma quella umana, perché oggi, sapete, oggi essere un grande artista e poi non essere un grande uomo alla base non serve a niente. Bisogna essere prima grandi nella vita umana e poi in quella artistica. Salve Nino D'Angelo, vi mando un bacio grande grande. Non vi permettete più, e per me vi potete anche vergognare di ciò che avete detto. Fiera di essere un'artista neomelodica. Un bacio grande. Dimenticavo una cosa. Mentre invece di screditare il mondo neomelodico, anzi, voi ci scenario, grazie, sapete per quale motivo? Io, Giuseppe Atanasio, parlo per me in prima persona, da 3 anni a questa parte ho fatto conoscere alla nuova generazione, ai bambini di oggi, i giovani di oggi, che a Nino D'Angelo nemmeno conoscono chi sia, ho rifatto prendere un successo ad un grande successo suo di 40 anni fa. E questa è una cosa importante, quindi non c'è da screditare, ci sono a ringraziare Nino D'Angelo di quello che facciamo ancora noi, e cantiamo le vostre canzoni.